In questa estate post-Covid all'appello in Veneto mancano 2 turisti su 3. È uno dei dati emersi dall'analisi dell'Osservatorio regionale di Unioncamere che nei primi 6 mesi del 2020 registra un calo medio della ricettività del 70%, ma che contemporaneamente rileva come la nostra regione sia una delle destinazioni che meglio di altre si sta risollevando dopo il lungo lockdown. Ma è importante continuare su questa strada, spiega il presidente di Unioncamere Veneto Pozza, garantendo la sicurezza ai turisti. Noi abbiamo un'eccellenza sanitaria, ci deve essere a fianco all'eccellenza sanitaria anche chi controlla il territorio. Non possiamo permetterci casi come Jesolo, come la caserma Serena, perché altrimenti andremo a buttare via tutta la reputazione che abbiamo e tutto lo sforzo che stiamo facendo. È incomprensibile dal punto di vista di un imprenditore che lo Stato non garantisca questo. Pozza condivide le dichiarazioni del sindaco di Treviso Conte, che aveva parlato di danno d'immagine per la città. D'accordo, firmo e controfirmo e sottoscrivo, più di così credo sia chiarissimo il messaggio che il sindaco ha mandato. E proprio la sicurezza guida i turisti verso una meta piuttosto che un'altra. Dall'analisi dell'osservatorio infatti emerge come tra i motivi di scelta della destinazione vi sia la possibilità di raggiungere la località di vacanze in auto, seguita dall'efficienza del sistema sanitario. Nel dettaglio la fotografia scattata da Unioncamere mostra come in questi primi mesi di estate il turismo veneto si stia risollevando, registrando un meno 67% in miglioramento rispetto al meno 70% del primo semestre. Oggi siamo già in ripresa molto positiva. Agosto mi dicono che in molti territori, a cominciare dal mare, dalla montagna, dal lago di Garda, un po' meno nelle città d'arte, che sono forse il settore che soffre un po' di più, però stiamo avendo prenotazioni veramente molto elevate per agosto. E il Veneto, per un futuro che punta sempre più sul turismo, pensa alla creazione di un'agenzia regionale per la promozione. Si muova, diciamo, con le regole, se vogliamo, del mercato anche privato, quindi in maniera molto più snella, ma che ovviamente abbia una testa pubblica e quindi che tenga presente tutto il territorio regionale per fare promozione.